Autonomia, tempi rapidi e certi. I tre governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna lo chiedono al Premier Conte in una lettera congiunta inviata oggi a Palazzo Chigi. Tempi rapidi e certi per arrivare alla redazione dei conseguenti disegni di legge sui quali sarà chiamato ad esprimersi il Parlamento. Un nuovo appello, quello di Zaia, Fontana e Bonaccini, affinché il governo prenda una decisione sul documento riguardo all'autonomia che, per quel che riguarda il Veneto, è sulla scrivania del Premier dallo scorso 2 ottobre e riguarda l'applicazione in toto dell'autonomia sulle 23 materie previste dalla Costituzione. Che si vada ad adempiere un impegno che è quello di rispondere a 2.328.000 veneti che per il 60% degli aventi diritto al voto hanno votato sì all'autonomia. Questo è un progetto non della politica, ma un progetto di un popolo, è stato sostenuto peraltro compiutamente e pubblicamente dalle due forze di governo che oggi governano l'Italia, quindi dalla Lega e dai 5 Stelle. Penso che ci siano tutti i presupposti perché venga risolto il problema e si dia assolutamente corso alla richiesta del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Sottolineo il Veneto perché ci riguarda da vicino, ma sottolineo anche il Veneto perché è la prima regione che ha già completato l'iter. Queste dunque le aspettative del presidente del Veneto Luca Zaia, raggiunto al telefono poco prima che salisse sull'aereo per Tokyo, dove il summit del CIO segnerà un passaggio importante sul cammino della candidatura Cortina-Milano per le Olimpiadi invernali del 2026. È una risposta che diamo anche a quei pochi che pensavano che fosse una presa in giro la candidatura quando la presentai come un'opportunità per il Veneto. Adesso è realtà. È la prima uscita internazionale ufficiale del tandem Cortina-Milano che, dopo il ritiro di Calgary, si contendono la candidatura solo con Stoccolma. Una partita secca dunque Italia-Svezia. Per vincere servono 44 voti. A Tokyo dunque inizia la partita vera della caccia ai consensi. Soprattutto abbiamo questa tappa importante di Tokyo perché è il primo incontro ufficiale con il Comitato Olimpico Internazionale in sede pubblica per presentare la nostra candidatura.